Seconda corsa, puledri di 2 anni sulla distanza del miglio, sono in 8 al via, Fulmine Vad, Philadelphia, Full Moon Lux, Fior di Ligi, Fendi dei Veltri, Fly Top in prima fila, finalmente DL Frumento in seconda. Chiusura Fendi dei Veltri, Fly Top, i due più seguiti, numeri 5 e 6 dello schieramento, molto vicini nella quota. Macchina intanto che imbocca la dritta di lancio. In partenza Fior di Ligi, veloce, si porta a condurre nei confronti di Philadelphia, mentre all'esterno c'è numero la 2 Philadelphia di Philadelphia squalificato. e anche quella di Full Moon Lux. In seconda posizione si ritrova così Numero 3 Full Fendi Moon dei Lux Veltri davanti a squalificato. Fulmine Vad, intanto 14,8 per i primi 200, con Fior di Ligi che continua a guidare nei confronti di Fendi dei Veltri. Terza posizione per Fulmine Vad, mentre all'esterno si impegna Frumento, e seguito nell'azione da Fly Top. Tanto 47,7 per i primi 600 di gara, con Fior di Ligi che guida il gruppo. All'esterno Frumento, si trascina Fly Top, alla corda c'è Fendi dei Veltri, mentre gli 800 se ne vanno intanto in 1-3-1, con secondo quarto in 31,9. Si mantiene in vantaggio Fior di Ligi, Frumento la vicina quando siamo a metà della penultima curva, altezza del chilometro in 1,18,3. Seconda posizione per Fendi dei Veltri, all'esterno in seconda pariglia c'è sempre Fly Top, poi alla corda Fulmine Vad, gli altri leggermente più discosti, la rottura anche di Numero finalmente 7 finalmente DL squalificato. e a 400 dalla conclusione il parziale in 15 netto da parte di Fior di Ligi, che si mantiene in vantaggio su Fendi dei Veltri. Prova a venire in terza ruota ora Fly Top, che scatta su Frumento, può spostare anche Fendi dei Veltri. Completamento della piegata, ingresso in retta d'arrivo, Fior di Ligi si presenta in vantaggio, Fendi dei Veltri sposta all'esterno, ancora una lunghezza e mezzo di margine per Fior di Ligi. Fior di Ligi contro Fendi dei Veltri, che nel finale si ingamba e sul traguardo passa per vincere sulla stessa Fior di Ligi. Al terzo posto finisce Fulmine Vad, 1:16,9, il ragguaglio conclusivo con 30,5 a chiudere. E prima in carriera per Fendi dei Veltri Antonio Di Nardo in sediolo, che dopo 2 prove sfortunate oggi trova la sua corsa, si ingamba bene nei 100 conclusivi dopo aver seguito e talonato sul percorso Fior di Ligi per piegarla chiaramente sul traguardo. Rivediamo l'arrivo, numero 5 di Fendi dei Veltri al primo posto, che piega Fior di Ligi, mentre al terzo finisce più discosto Fulmine Vad. Successo dunque per Antonio Di Nardo, Gennaro Casillo al training per conto del signor Stefano Bondi.